Bene, un buongiorno a tutti, un saluto di benvenuto appunto a chi ha voluto essere con noi qui oggi, un ringraziamento speciale a Monsignor Lucio Bonora che ha accettato l'invito di presentare qui il suo singolarissimo studio su Pio X qui a Palazzo Ferrofini. Io lo ringrazio perché ogni tanto mi permetto di importunarlo. Ricordo una bellissima visita in Vaticano dove mi ha fatto parcheggiare con la mia auto dentro il Vaticano, nel piazzale che normalmente è destinato a autorità ben più alte del sottoscritto, ma è sempre disponibilissimo, è una persona squisita anche nel dialogo su temi i più variegati, ma appunto questo che invece è per definizione un tempio laico, la casa di tutti i Veneti, la sede del Parlamento del Veneto, dove c'è dibattito politico laico, la presentazione di oggi, permettetemi, assume una particolare valenza. Lascerò poi al dottor Valente l'incarico di introdurre il nostro illustre ospite e il suo omaggio a Pio X, ritratti coevi. Io mi limiterò ad alcune considerazioni sulla figura del pontefice nato a Riese nel Trevigiano, che per troppo lungo fu fraintesa in maniera eccessivamente semplicistica, sia in virtù di una geografia di scarso spessore culturale, sia per la condanna pontificia del modernismo, assunta come unico metro di valutazione del suo pontificato. Con ciò non nego l'importanza e il peso dell'enciclica Pascendi, la dura condanna dei modernisti e la polemica che seguì aspra e che ebbe anche qui in Veneto vittime illustre, valga per tutti il Fogazzaro. Né possiamo poi dimenticare che quelli che furono anche gli anni di un anticlericalismo militante diffusissimo, si pensi alla Francia, con tensioni drammatiche di difficilissima gestione per la Chiesa cattolica. Fortunatamente gli storici contemporanei hanno fatto chiarezza. Basti pensare a Giampaolo Romanato e alla sua rivisitazione storica della figura di Papa Sarto e del suo pontificato, che ha messo bene in evidenza di certo i limiti ma anche i pregi di Pio X, pontefice che, non dimentichiamolo, fu l'unico Papa negli ultimi 4 secoli dello scorso millennio, fino al 2014, ad essere proclamato santo. Tradizionalista e moderato, prudente e guardingo sono aggettivi più adatti a Papa Sarto, che non era un misoneista ma un cardinale di straordinarie capacità innovative. Nella cura delle anime occorrono una tazza di scienza, un barile di prudenza, un oceano di pazienza, diceva San Francesco di Sales, e questa immagine ben s'adatta a Pio X, che sin dal suo motto pontificio mutuato dalla lettera paolina agli Efesini aveva dato una precisa idea del suo operare: instaurare omnia in Cristo, cioè restaurare ogni cosa in Cristo, o per dirla a Papa Ratzinger, ricapitolare tutta la realtà in Cristo. Del resto il restauro è ben diverso dalla restaurazione. Il restauro è il rinnovare, e in Pio X il rinnovare era il ritornare all'artefice originario, al primo architetto della Chiesa, il Cristo. L'etimologia ci fa riflettere su 2 verbi fratelli, instaurare e restaurare, che secondo alcuni studiosi nascono anticamente in ambito religioso, in particolare descrivendo il fare ammenda per una mancanza davanti a Dio, da cui il senso di rinnovare. Nell'instaurare avvertiamo marcato un tono di rinnovamento volto al futuro, declinato in un istituire, cioè rendere stabile e saldo. Non a caso il simbolo araldico di Pio X campeggia un'ancora a 3 bracci a ricordarci la necessità di quell'essere saldi e fissi in un mare in tempesta. E i primi decenni del Novecento erano effettivamente tempestosi. Pio X, uomo del suo tempo, era un sovrano illuminato di certo dallo Spirito Santo ma anche dal buon senso. Conoscendo i propri limiti, Pio X s'avvalse di collaboratori particolarmente capaci, affidando a loro compiti delicatissimi per i quali non si sentiva portato, concentrandosi piuttosto su materie nelle quali era a ragione più competente,
a iniziare da quel restaurare e rinnovare in Cristo che lo portò a profonde riforme nel diritto canonico, dell'apparato curiale, della formazione seminariale, della liturgia all'uso della musica nelle funzioni religiose. Fu il Papa più innovatore e rifondatore dopo il Concilio di Trento. Egli giunse a un risultato importante con il suo catechesimo, su cui si formarono generazioni e generazioni di italiani. Papa Sarto nel suo catechesimo instaurò precisi limiti nel tentativo riuscito di dare ai più semplici, non solo ai bambini, lo strumento per fissare la propria fede e così facendo fissare la propria identità di cristiani. Identità messa a soqquadro da un mondo che andava rapidamente a mutare e nel quale egli appunto aveva fatto una scelta nel nome di Cristo, perno della nostra cultura e identità europea. E qui con questa affermazione di identità Pio X anticipa e conferma la voce di Romano Guardini, il grande teologo del Concilio, che ci spiegò come l'Europa, ciò che è, lo è attraverso Cristo, aggiungendo poi: se l'Europa deve esistere ancora in avvenire, se il mondo deve ancora aver bisogno dell'Europa, essa dovrà rimanere quell'entità storica determinata dalla figura di Cristo. Nel momento in cui perdiamo la nostra fede, perdiamo la nostra identità. Pio X lo aveva capito benissimo e come dopo di lui lo avrebbe rimarcato benissimo anche il laico e liberale Benedetto Croce, nel quale non possiamo non dirci cristiani. Pio X veniva da una famiglia contadina e povera, non diversamente dai suoi successori alla cattedra marciana, poi saliti al soglio pontificio, Angelo Roncalli e Albino Luciani. Con Luciani, anzi, direi che le similitudini non mancano, e non solo per le origini, l'uso della lingua veneta e l'amore per il Veneto, ma anche per esperienze pastorali in parrocchia e in seminario, e per la passione per l'insegnamento e il bisogno di mettere ordine nel disordine. Pio X ci provò, che si trattasse di regolamentare l'uso della musica nelle funzioni religiose con il richiamo al canto gregoriano, o di avviare la riforma del diritto canonico, o di allentare le restrizioni non expedite, aprendo dunque la strada alla partecipazione dei cattolici alla vita politica italiana. Il cardinale Giovanni Sarto, patriarca di Venezia, volle porre sul Monte Grappa, a protezione della terra e delle sue genti veneti, la Madonnina, che nel volgere di pochi anni si trasformò nella Mater Dolorosa, emblema di tutte le madri e di tutte le donne di tutta Europa, i cui figli, mariti e compagni erano stati a milioni vittime sacrificali degli eventi della guerra tra il XIV e il XVIII. Nella scelta della pace Pio X è fuori discussione. Non dimentichiamo che il fermissimo pacifismo mostrato da Pio X in occasione della guerra italo-turca fu alla base della posizione di neutralità assoluta che da quel momento in poi il Vaticano avrebbe assunto con coerenza davanti ai conflitti militari. Nel 1911, quando il Regno d'Italia aveva dichiarato guerra all'Impero Ottomano, egli fece sentire alta la sua voce per denunciare tutta la sua contrarietà all'operazione, tanto più che la stampa italiana aveva cominciato a descrivere quell'azione militare nei termini di una crociata. Egli condannò questo espediente di propaganda, riprendendo poi di persona tutti quei vescovi che, infiammati dal sogno di andare a riprendersi Costantinopoli, avevano benedetto le truppe che si preparavano a partire per la guerra. Nell'estate del 1914 Pio X non nascondeva il suo doloroso timore: le cose vanno male, eminenza, viene il guerrone, ripeteva appunto il pontefice e il suo segretario di Stato, che fu poi veramente il guerrone. A pochi giorni dalla sua morte Pio X scrisse l'esortazione apostolica Dum Europa, rivolgendo la sua supplica a Dio affinché allontanasse quanto prima le funeste fasi della guerra ed ispirasse i supremi reggitori delle nazioni pensieri di pace e non di afflizione. Vado a concludere, non senza notare la bellezza oltre che la singolarità del libro curato da Monsignor Bonora, che ricostruisce attraverso una serie di ritratti contemporanei al pontefice l'immagine del Papa, il volto della Chiesa. Ecco, permettetemi, a proposito di ritratti e volti, un parallelo che può sembrare ardito oltre che irrituale. Tra la fine dell'Ottocento e il 1910 Edvard Munch realizzò 3 versioni del suo celebre Urlo,
opera che sappiamo essere stata prettamente autobiografica, ma che potremmo molto liberamente e con forza, che perdonerete interpretare, ai posteri come lo sgomento dell'essere umano terrorizzato di quanto sarebbe accaduto nel Novecento, il secolo sterminato, l'urlo di Munch e lo sguardo al futuro e l'angoscia davanti al secolo dei grandi stermini, a iniziare da quello armeno alla Shoah, alle guerre devastanti, alla crudeltà delle bombe atomiche, delle foibe o delle polizie etniche. Nei ritratti di Pio X, illustrati con rara efficacia da Monsignor Bonora, non c'è angoscia, non c'è volto di Giuseppe Sarto, non c'è nel volto di Giuseppe Sarto il terrore e sgomento che vediamo dipinti nei dipinti di Munch. E ciò non è strano, perché Papa Sarto, forte, saldo nella sua fede in Cristo, non poteva disperarsi, ma doveva essere guida salda e luminosa nel mare tempestoso e nella notte della ragione. E così appare in questi ritratti. Scrive Monsignor Bonora: ammirando queste opere, ancora oggi la figura del Santo Pontefice penetra nel cuore di chi le osserva. Ecco allora che nel suo libro si fa motivo di riflessione per noi tutti, e in questi giorni amari, quando ritorna allo spettro del guerrone, sempre più concreto, sempre più inquietante. Pio X fu tra i pochi, il 28 giugno del 1914, giusto 110 anni or sono, a capire e a vedere l'abisso che si stava preparando. Mentre i più pensavano al massimo a una guerricciola regionale, un mese dopo, il 28 luglio, l'Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia, dando via a un conflitto senza precedenti nella storia, che avrebbe richiesto la mobilitazione di oltre 70 milioni di uomini e la morte di 9 milioni di soldati e di almeno 5 milioni di civili, lasciando ferite aperte che condussero poi appunto al secondo conflitto mondiale. Concludendo, le immagini e i camei raccolti e narrati da Monsignor Bonora in questo singolarissimo omaggio a Pio X non parlano del nostro passato, ci raccontano il presente interrogandoci sul futuro. Grazie ancora per il grande lavoro fatto e per l'amicizia che mi posso vantare di avere con lei, Monsignor Bonora. Grazie ancora. Bene, ringrazio il Presidente per questa bellissima introduzione che mi ha molto appassionato, devo dire. Adesso però veniamo alla presentazione del nostro ospite. Monsignor Lucio Bonora è nativo di Cairano San Marco, è stato ordinato sacerdote nel 1977 e si è laureato in diritto canonico nel 1988. E ha ottenuto il dottorato in liturgia nel 2016. È stato cappellano a Montebelluna e parroco a Cannizzaro. Successivamente direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Treviso e cancelliere della Curia Trevigiana. Nel 2005 è stato chiamato a Roma presso l'ufficio giuridico della Segreteria di Stato Vaticano, che attualmente ancora riveste, e nel 2015 Papa Francesco lo ha nominato giudice del Tribunale Ecclesiastico Vaticano. È autore di diversi libri, oltre a quello che presentiamo oggi, dalla liturgia degli albori del XX secolo, ma soprattutto l'opera pastorale del beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo di Treviso dal 1904 al 1936. Ma quando io penso a lui mi riferisco sempre al mio rapporto di amicizia che è nato proprio tramite San Pio X. Era appunto nel 2014 quando sono stati celebrati 100 anni della morte di Papa Sarto, e l'allora presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato mi chiese di occuparmi di questo centenario e in particolare di occuparmi di una pubblicazione che gli era stata proposta, una pubblicazione che vantava chiaramente il patrocinio e il contributo del Consiglio regionale. E chiaramente io non
è che conoscessi molto bene la figura di San Pio X. Allora mi fu detto, dice, guarda, c'è Monsignor Bonora che potrebbe darti una mano, potete collaborare assieme. E così avvenne. È nato questa pubblicazione che ancora, diciamo, l'abbiamo qua in Consiglio regionale, San Pio X, un parroco veneto divenuto Papa. E la cosa bella fu che questa, diciamo, pubblicazione fu presentata nel 28 ottobre del 2014 in Vaticano e per la prima volta una folta rappresentanza di consiglieri regionali poté per la prima volta diciamo, varcare le mura leonine e poter diciamo così accedere così, all'interno del Vaticano e poter diciamo, partecipare alla presentazione dell'opera stessa. La sua devozione a San Pio X ha fatto sì che il Santo Padre lo ha incaricato, e questa è una cosa molto bella, per la seconda volta di accompagnare la salma di Pio X nella visita che è stata diciamo, recentemente fatta dalla salma a Venezia e a Treviso. Dico che è la seconda volta perché la prima volta era stato nel 1959, era stato Giovanni XXIII che aveva appunto così voluto esaudire un desiderio di Papa Pio X, perché Papa Pio X era molto amato dai veneziani e quando partì da Venezia per andare al conclave i veneziani piangevano perché avevano paura che il loro cardinale Sarto, il loro patriarca, potesse non più tornare. In effetti lui non aveva nessuna speranza di diventare papa. Poi chiaramente c'è tutta una storia che ci furono dei veti contrapposti alla figura di chi era diciamo il predestinato e diciamo decisero i cardinali inaspettatamente di fare lui papa. E allora quando salutò i veneziani disse non vi preoccupate, da vivo o morto tornerò. E c'è tornato da morto e quindi c'è tornato nel 1959, come vi dico, la prima volta e fu un tripudio, chiaramente meno questa volta perché chiaramente sono passati più di 60 anni, però io ho visto parecchia gente recarsi alla Basilica della Salute, io stesso sono andato lì a rendere omaggio alla salma di Pio X, ma anche nelle altre tappe che ha fatto la salma accompagnato appunto da Monsignor Bonora. Quindi io a questo punto io do la parola al caro Don Lucio, così lo chiamo e così vuole essere chiamato, perché nonostante che lui vive da tanti anni in Vaticano, vorrei dire anche lui alloggia a Santa Marta, dove quindi può chiaramente vedere quotidianamente il Papa, però è rimasto con la sua semplicità, con la sua bonomia veneta, parla in dialetto, devo dire, quando noi ci parliamo, vero Lucio? Parliamo in dialetto, e quindi adesso gli do la parola e quindi sentirete dalla sua voce che lavoro c'è stato. Io devo dire che insomma in questi mesi, devo dire che io stesso, ma anche Antonio Franzina, anche altri collaboratori, lo abbiamo anche un po' aiutato, vero? Abbiamo qualche ritratto, perché lui da Roma ci chiedeva qualche informazione su qualche dipinto, su qualche statua, su qualche busto, e noi andavamo a fare un po' le talpe, andavamo in cerca e quindi un piccolissimo contributo gliel'abbiamo dato con lui. Un lavoro che è durato 12 anni e mi permetto di dire una cosa, questo lo dico che se l'è autofinanziato lui e questa è una bella cosa.
Molte volte vengono qua persone che chiedono contributi, chiedono qua, di là. Lui se l'è pagato coi suoi soldi perché la devozione era tanto, era l'omaggio che voleva fare al suo santo, al suo ispiratore, eccetera, e quindi ha fatto un'opera veramente bella. Ecco, ci tenevo a dirla io perché da amico sono gli amici che lo dicono, ecco, non sono le persone, ma questo era giusto che lo sapeste. Ecco. Grazie, prego. Allora, grazie intanto al dottor Ciambetti per quello che ha detto, per quello che ha inquadrato di Pio X, argomenti sui quali non mi fermo perché ovviamente sono stati già citati e tanti, penso, di voi li conoscono. Ringrazio molto il dottor Valente per l'amicizia, per il sostegno che mi ha dato e che con i suoi collaboratori ha inteso in certo modo agevolarmi per questo volume. Sono veramente grato e profondamente grato perché l'aiuto che mi è stato dato non è solo delle fotografie di andare di qua e di là da Venezia, ma è anche un po' più cospicuo, diciamo, per quanto riguarda gli esemplari di questo volume. Sono veramente grato e riconoscente. Mi dispiace per voi di farvi portare pazienza per 20 minuti, 25 minuti ancora, soffermandomi su questo libro che porta appunto alla prefazione del Papa. È stato anche una cosa sorprendente anche per me questo, perché se sapevo veramente dal 20 agosto del 2013, sapevo che Papa Francesco aveva una grande devozione per Pio X, perché mi ricordo benissimo una delle prime serie, cioè il 20 agosto del 2013, che era a Santa Marta, in atrio, parlando così con gli altri, io, lui e il cardinale Calcagno, che era presente e che mi ha sempre circondato di un grande affetto, e abbiamo parlato proprio di Pio X, e lui mi ha raccontato certe cose che io proprio non immaginavo e non erano scritte da nessuna parte. Poi dopo nel 2015 con la messa a San Pietro, che praticamente ha avuto tra i suoi fedeli lo stesso Papa, di fronte a me sorpresissimo, ecco, e poi anche le confidenze successive, ma lui sapeva che io stavo lavorando su Pio X e quindi in certo modo si sentiva coinvolto personalmente, e così la prefazione è venuta all'ultimo momento perché ormai quasi il libro era stampato, non dico rilegato, ma finito, e proprio dalla sua persona, dalla sua voce di fatto. E mi ha mandato questa lettera che è stata pubblicata nella prima pagina del volume, sulla quale lui ha voluto scrivere quello che è scritto. Ecco. Quindi io sono molto grato anche al Papa per questo e sono grato anche a Pio X per questo rapporto spirituale che da piccolo in su, compreso il pellegrinaggio delle reliquie di Pio X nel 59, io ho sempre un po' coltivato nel mio cuore attraverso i miei genitori, attraverso la mia chiesa, e mi ricordo benissimo che sono venuto in vaporetto per la prima volta, un bambino di campagna di 7 anni, a vedere questo Papa defunto che veniva da Roma e che era santo e che tutti, io mi ricordo quante migliaia di persone c'erano quel pomeriggio quando siamo arrivati alla Basilica di San Marco per vedere le spoglie, per pregare davanti alle spoglie di San Pio X. Ho detto, quando ho accompagnato le reliquie in questo secondo pellegrinaggio a Treviso, che io francamente, un bambino di 7 anni, ero chirichetto, sì, d'accordo, però insomma, non è che mi ricordassi molto dell'urna, mi ricordavo del vaporetto, mi ricordavo della gente immensa che c'era, per la quale io mi sentivo quasi pigiato, e della Basilica di San Marco sfolgoreggiante di oro. Ecco. Ho avuto modo dopo di frequentare l'urna di Pio X, che ancora frequento spiritualmente e anche personalmente. Allora, questo volume è nato un po', mi soffermo subito su questo argomento, è nato un po' da un insieme di condizioni che già sono state in parte citate dal dottor Valente,
che ancora ringrazio di cuore. E cioè, questo libro ha preso le sue origini più o meno dal 2012-2013, perché a Treviso in quel periodo si stava organizzando con un piccolo gruppo di preti più o meno devoti di Pio X il centenario della morte di Giuseppe Sarto, e si erano accarezzate due iniziative che però non ebbero allora realizzazione, e cioè il pellegrinaggio delle reliquie di Pio X nel Veneto, rinnovando il pellegrinaggio del 59, e poi una mostra di opere pittoriche riferite a Giuseppe Sarto e all'arte religiosa del suo tempo. La prima iniziativa, come ho detto, non ebbe allora realizzazione, si concretizzò nell'ottobre scorso per volontà diretta del Santo Padre Francesco e vide sia a Treviso che a Riese che a Padova e anche a Venezia, devo dire, soprattutto nella parrocchia di Marghera, una commovente e imponente partecipazione di fedeli che accolsero il corpo di Pio X con un vibrante calore spirituale. Anche la seconda iniziativa di allora non fu attuata. Eravamo appassionati in 2 o 3 amici e avevamo anche steso un progetto di opere bellissime e veramente espressive del periodo storico-artistico nel quale visse Giuseppe Sarto. Per noi, allora, esponendo opere di pittori come Luigi Nono, Alessandro Milesi, Noè Bordignon, Gigi Gasparini, Angelo Morbelli e molti altri, ci si prefiggeva di raffigurare la propensione del Sarto verso la gente povera delle città, che era la stragrande maggioranza del popolo italiano, e cioè donne sole, eppure piene di coraggio nell'affrontare la vita per crescere i propri bambini nel timore di Dio, o intere famiglie di emigranti, con anziani e bambini in partenza sui propri buoi per i porti d'Italia, come furono raffigurate da Noè Bordignon in un quadro che è stupendo. Scusate se dico stupendo, ma è proprio bello. Oppure casupole scure illuminate solo dai bagliori di un modesto focolare dove si stentava di rimediare il pane. E ricordiamo il grande quadro della Pappa al fuoco del Bordignon, che fu rifiutata, ahimè, dalla Biennale di Venezia del suo tempo. Oppure ancora genitori in lacrime al cimitero per il funerale di un loro piccolo bambino, come nella tela di Luigi Nono. Oppure pescatori che lasciavano una riva per partire in mare alla pesca e che stringevano al petto mogli e bambino per un tenero bacio. O ancora vecchi abbandonati e derelitti ricoverati al Pio Albergo Trivulzio di Milano, come nella tela di Morbelli. Ebbene, queste opere erano e restano quadri di vita pieni di pathos, di sentimento, di espressioni struggenti e pensose, ma che intendevano visibilizzare quel grande senso di solidarietà che la Chiesa dell'Ottocento visse con gli sventurati in quel secolo, dando corpo ad iniziative sociali enormi. Venezia e la sua arte ispiravano un profondo desiderio di religione in quel periodo, un anelito corale alla redenzione. Venezia era fatta di povera gente che suscitava compassione e interrogativi vitali sulla esistenza. Le loro rappresentazioni in pittura costituivano una commovente e costante invocazione a Dio, anche per la stessa scuola pittorica laica, che pur staccatasi, soprattutto nel centro Europa, dalla religione, implorava però a livello di base una consolante risposta agli aneliti dell'uomo mai sopiti. Pio X, da vescovo e da patriarca, crebbe in questo contesto, dando voce ai diseredati, ai piccoli, alle donne, agli anziani. La scuola pittorica veneta di fine Ottocento allora non fu affascinante solo perché rappresentava tramonti, crepuscoli, marine, campagne rigogliose, fiumi, eccetera, ma soprattutto perché era imbevuta di un intenso senso spirituale che trovava nella religione e nei segni della fede un desiderato luogo di sollievo e di identità. Il Sarto, in quanto pastore di questa città impoverita,
e radicalmente però religiosa, ben conosceva questi sentimenti della sua gente, il loro stato, il cuore degli umili, gli stenti della maggioranza, e fu anche per questa sua dimensione pastorale, umano-pastorale, che come pastore infervorò i fedeli al coraggio cristiano, a partire, come ci ha detto poco fa il dottor Ciambetti, da colui che resta sempre con noi nella Chiesa, tra i suoi discepoli, Gesù Cristo. Purtroppo il nostro progetto del 2013 non poté realizzarsi. Il motivo era semplice: i costi troppo elevati che la scelta comportava per una mostra di questo genere: permessi, enti conservatori, offerenti, assicurazioni, trasferimenti. Ci limitammo allora a un convegno che si svolse a Treviso e a Venezia, ma che fu un momento fondamentale di conoscenza di Pio X, di studio per i tanti relatori presenti, di coinvolgimento di tanti devoti e fedeli che impararono a scoprire Pio X nelle sue dimensioni più profonde come pastore universale della Chiesa, dotato di grande sapienza e intelligenza teologica e spirituale, tanto che approfitto della presenza del parroco di Enego per dire che a Padova finalmente si è dichiarato a voce alta quanto bravo era Giuseppe Sarto nella scuola al seminario di Padova, a tal punto che prima dell'ordinazione il rettore del seminario di Padova scrisse al vescovo di Treviso: magari tutti i seminaristi fossero come Sarto. Questi sono documenti che parlano in profondità della statura del giovane Giuseppe Sarto. Una mostra del genere, allora, il Sarto l'avrebbe meritata, perché egli non fu solo incline alla musica e anche compositore di delicata musica sacra, ma credeva nell'arte da un lato e nella gente dall'altro. Connesso al progetto della mostra, avevamo cominciato a individuare alcuni bei ritratti di Pio X, fra questi quelli del Milesi, del Soldatic, di Van Veli, che era olandese, eseguiti durante il suo periodo di vita da artisti famosi, ai quali fecero subito seguito però anche le opere di umili artigiani, i quali col pennello o lo scalpello infondevano nel Pio X che rappresentavano cuore, passione, emozioni interiori, profonde e immediatamente umane, fisiche quasi vorremmo dire, che ancora oggi, ammirando queste opere, la figura del Santo Pontefice penetra direttamente nel cuore. In tante di queste opere che ho raccolto, Pio X fu certamente rappresentato come Papa che quegli artisti intendevano effigiare anche nella solennità degli abiti papali, ma prima di tutto erano le espressioni e i tratti umani del Papa che venivano da loro comunicati attraverso i propri quadri o busti. E questo tanto più quando essi, terminata la loro opera, abbastanza invidiati da chi non poteva avvicinare il Papa, descrivevano nei giornali e nelle riviste del tempo le proprie impressioni sulla persona del nuovo Papa Pio X, il suo modo di parlare, di interessarsi dell'artista, di informarsi sul paese da cui essi provenivano, eccetera. Il volto del Papa, dolce, tenero e a volte anche melanconico, i suoi occhi azzurri e penetranti, i lineamenti del viso furono tutti aspetti che gli artisti riuscirono a veicolare nel cuore del popolo di Dio e quindi a far amare ancora di più Pio X. Il mio sforzo allora, redigendo questo libro, di fronte all'innumerevole numero di effigi di Pio X, eseguiti sia prima ma soprattutto dopo la morte e in particolare nel periodo della sua glorificazione, che sono una legione, ho dovuto necessariamente concentrarmi solo sui ritratti di Pio X redatti durante la sua vita, perché mi è sembrato che proprio dal suo volto, ripreso dal vivo, si comprenda la sua persona, la sua pastorale, lo sforzo che egli poneva nel ravvivare la fede della Chiesa e nel radunarla attorno a Cristo, nel quale appunto instaurare tutte le cose, immergendo la Chiesa solo in Cristo attraverso la scrittura veicolata dal catechismo e la celebrazione liturgica.
Va subito detto però, come già ci ha detto il dottor Ciambetti prima, che Pio X non trascurò affatto le grandi emergenze sociali del suo tempo. Basti pensare a quanto fece per gli orfani di Calabria e per i terremotati. Tanta di questa carità fu nascosta. Cito un esempio. Pensate cosa vuol dire far arrivare 300 orfani, bambini, più o meno delle elementari, delle medie, a Roma e mantenerli fino al raggiungimento della professione con la tasca propria del Papa. 300 bambini, vitto, diaria, scuola e coronamento della professione perché potessero così guadagnarsi la vita, e raccolti anche a Santa Marta, per dire, io questo non lo dimentico mai, quando entro o esco da quella casa, che è stata casa di carità. Pio X, ripeto, per la carità aveva un debole enorme, faceva perfino debiti per poter aiutare gli altri. Pensiamo appunto agli orfani di Calabria, ai terremotati, a quanto dichiarò in difesa degli indios dell'America, a quanto deprecò le mentalità dei potenti che con la guerra guidavano le sorti del mondo, a quanto si prodigò per le scuole cattoliche e alle somme che sborsò a seminaristi di diverse parti d'Italia per mantenerli nello studio e nel vitto, alle elemosine che dava per le messe a preti bisognosi. E poi vi fu un altro aspetto sul quale ho cercato di fermarmi, ma che andrebbe tanto approfondito: la sua difesa delle ragazze abbandonate, specie di Venezia. Dunque, in tanti enti civili o ecclesiastici si possono ammirare cospicue gallerie di ritratti che dicono la gratitudine dei posteri verso quanti si sono sacrificati per gli uomini. Il volto di una persona dice tutto di quella persona, dice la sua sensibilità, i suoi pensieri, gli intendimenti, la storia, l'anima. Così il volto di Pio X in questi ritratti non dice solo l'alto personaggio che è proposto al mondo, ma dice il pastore, dice l'uomo di Dio che fra le lacrime si era dovuto caricare del peso di guida universale della Chiesa, dice il discepolo fedele e costantemente fedele di Gesù, che è proteso all'altro, dice il bisogno che Pio X avvertiva dell'altro, che voleva sollevare, aiutare con l'elemosina, la preghiera, la vicinanza. Tanta parte di questi fioretti sono raccontati in maniera un po' così semplicistica, ma se guardiamo oltre la forma troviamo un uomo che aveva un cuore che era più grande di quello che aveva. Il cuore di Pio X era pieno, dico, di questa propensione agli altri, e qui fu, secondo me, il vero cambio di passo nella Chiesa del primo Novecento. Voglio dar voce a un articolo pubblicato a Parigi il 9 novembre 1903, a pochi mesi, 2 mesi, dall'elezione del Sarto, che visibilizzò quasi fisicamente il nuovo Papa, dapprima nel suo sembiante umano, quindi nelle sue idealità. Henri Dessous incontrò Pio X il 26 ottobre 1903 e con queste parole lo rappresentò ai cittadini francesi, confrontandolo, purtroppo non troppo delicatamente, con l'unico pontefice che essi avevano potuto conoscere negli ultimi 25 anni, Leone XIII. Questo giornalista, che scrisse in un giornale che non era cattolico, scrisse così: «Sembra che per meglio affrontare le prove attuali e imminenti, la Chiesa, guidata da Pio X, ritorni alle sue origini apostoliche. Spogliata poco a poco della pompa trionfale dei reami mondani, sembra che essa intenda restaurare agli occhi dei popoli l'immagine del Galileo che predicava sulla montagna. Il Vaticano di Pio X non assomiglia più al Vaticano di Leone XIII. Certo, ci sono ancora guardie svizzere, gendarmi, addetti in rossa livrea, guardie nobili, prelati numerosi che volteggiano nelle anticamere perché portavano il mantello per andare dal Papa.
ma le consegne sono divenute meno severe, l'accesso più libero. Il Palazzo Apostolico ha cessato di essere aperto solamente a una élite o a dignitari e impiegati delle amministrazioni pontificie. La gente vi entra. Si incontrano lungo le scale di marmo e nei magnifici corridoi, un po' come Palazzo Ferrofini, gente povera che veste costumi campagnoli o le tute degli artigiani di paese, modesti preti, anziane donne come quelle che affollano le chiese. Tutto questo piccolo mondo qui sembra trovarsi a casa sua. E quando Pio X esce dall'appartamento non è né invisibile né attorniato da una scorta impenetrabile. Egli accoglie più volentieri gli umili e benedice con la stessa effusione popolani vestiti grossolanamente che incontra sui suoi passi e personaggi riccamente abbigliati. Egli stesso ha scelto per appartamenti privati le camere le più ristrette della segreteria di Stato, all'ultimo piano del Vaticano, riservando le fastose sale degli appartamenti di Leone XIII alle cerimonie religiose e ai ricevimenti ufficiali. Un gruppo di curati di campagna e di giovani contadini stanno per essere ricevuti prima di me. Quando il loro turno è venuto, ho notato che il Papa si è fatto loro incontro, sollevandoli dalla genuflessione e benedicendoli con l'affetto di un padre. E qui descrive la persona, la figura di Pio X. Pio X è di media corporatura, di statura robusta, senza sovrappeso né magrezza. Porta la sottana bianca, molto semplice, nessun lungo soprabito aggiunge maestà regale al vestito immacolato. Il viso non assomiglia proprio alle foto pubblicate l'indomani dell'elezione. I lineamenti hanno meno finezza e maestosità. In essi semplicità un po' popolana e rustica esprimono maggiore bontà. La carnagione, sebbene di uguale tinta cinerea, ricorda quella dei curati che il sole della campagna ha abbronzato mentre esercitano l'apostolato fra i loro parrocchiani rurali. Non è quella di Pio X la carnagione di uno studioso chino sui libri nella penombra delle biblioteche, ma quella di un uomo di azione. Una chioma di capelli bianchi abbondanti e un po' ribelli sotto lo zucchetto sovrasta una fronte ben modellata. Era anche di bella figura, È un bell'uomo. Il volto bruno del pontefice non è rischiarato dalla luminosità del suo sguardo, sebbene i suoi occhi siano grandi, non fissano né penetrano l'interlocutore, piuttosto sembrano rivolti all'interiorità dell'anima per trarne ispirazione dall'alto. L'espressione generale è dolce e buona, ma non paternalistica o timida, al contrario, rileva molta energia e volontà che si esprime nelle pieghe della bocca fermamente improntata e nella quadratura del mento. È con la voce che Pio X comunica con l'interlocutore, una voce dal timbro quasi musicale, in cui le inflessioni accentuano il significato delle parole e stabiliscono un immediato contatto tra l'anima di chi parla e quella di chi ascolta. Un tale uomo non ha bisogno di un apparato regale, né di minuziosa attenzione all'etichetta per apparire grande. Non è isolandosi dai suoi simili che egli li governa, è invece mescolandosi con loro che realizza con la sua umiltà, la semplicità, il più sublime dei titoli che appartiene ai romani pontefici, servus servorum Dei, servo dei servi di Dio. Egli accoglie gli amici a tavola con grande scandalo dei cerimonieri che non immaginavano che un papa potesse essere servito se non da solo o da prelati genuflessi. Forse che Gesù Cristo non ha partecipato al banchetto di Cana, non ha riunito gli apostoli per condividere il pane e il vino la sera dell'ultima cena, quando il Dio dei cristiani si è posto a livello degli uomini, sarebbe giusto che un uomo pretenda di elevarsi sulla terra al di sopra di loro? Vado verso la conclusione, considerando le tante immagini, si potrà dire che talvolta quello di Pio X è uno sguardo pensoso, come ad esempio nella tela sua che c'è nel Vescovato di Mantova, o in quella di Orazio Geiger conservata a Washington, nella quale si nota la mite espressione unita a una profonda serietà e lo sguardo di paziente sofferenza, o quella del pittore irlandese Taddens,
dove il Papa appare con lo sguardo verso l'orizzonte, pensoso ma quasi sorridente. Lo stesso pittore che dopo tante insistenze ha ottenuto la posa del Papa attraverso cardinali che lo hanno raccomandato, perché a riposo il suo volto è triste, quasi severo, ma quando si accende con un piacevole sorriso, la radiosità della sua espressione tralascia ogni traccia di tristezza e abbellisce l'effettiva semplicità dei suoi lineamenti. Voglio concludere però ricordando quanto il nostro grande pittore Alessandro Milesi ha lasciato scritto e documentato sui suoi incontri con Papa Sarto, del quale ha ritratto 2 straordinari quadri. Uno sta a Capesaro ed è stato pubblicato 10 anni fa dalla nostra rivista quello, e un altro che secondo me è migliore, sta attualmente a Castel Gandolfo, però è di Milesi pure quello. Forse, lo dico qui per la prima volta, sta saltando fuori anche un altro ritratto di Milesi, ma chi ce l'ha non vuol dirmelo. Quindi cercheremo di persuadere con pazienza a metterlo a disposizione. Però Milesi, quando incontrò Pio X, il suo racconto fu raccolto qui a Venezia da Domenico Varagnolo sul suo studio del Milesi del 1942, che scrisse: a interessare e divertire il pubblico basterebbe la scena quando l'artista, ed è proprio lui a riferirla, Milesi, sentendosi chiedere da quel santo uomo al quale durante la posa era stata servita la cioccolata il permesso di muoversi un pochettino per sorbirsela in pace anche lui, e rispondeva un po' contrariato: la se comoda pur, maestro, ma la fa presto, diceva il Papa, perché aveva sempre tante cose da fare, ma non voleva scontentare l'artista. Mentre poi, solleticato nella gola, Milesi gli chiedeva a sua volta: santità, me favorisela un biscottin? E ha avuto subito il biscottino dal Papa con un sorridente "ma sì, benedetto", se lo trangugiava con devota compunzione. Oppure quando, in un'altra di quelle sedute, a un'opinione del Papa che veniva benevolmente ma autorevolmente ad opporsi a una sua, il Milesi concludeva esplicitamente la propria rassegnata, più che convinta sottomissione con la battuta: già, o altri papi che ave sempre ragione. Ecco, ricordo Milesi perché secondo me è uno dei pittori che ha rappresentato in maniera molto magnifica, le parole si sprecano, il volto, la persona e la figura di Papa Pio X. E questi ritratti vogliono soltanto dire, dico in conclusione, quanto Pio X fosse attento all'arte. Non c'è un grande studio sui rapporti fra Pio X e l'arte. Un pochino il nostro conterraneo di Pordenone, Monsignor Pighin, li ha rilevati, ma sarebbero ancora da approfittare le omelie che Sarto ha fatto a questo riguardo. Ce n'è una, per esempio, all'apertura della mostra di arte sacra fatta per il Congresso Eucaristico di Venezia nel 1897, nella quale il Sarto difende l'arte e l'artista quasi paragonandolo al santo, perché dice: il santo esprime le virtù di Dio, l'artista con i suoi quadri apre il velo sulla realtà di Dio. Proviamo a pensare tutti, se veramente un artista apre il velo attraverso il quadro, attraverso il bozzetto, attraverso il pennello, il quadro delle opere a Dio, allora veramente l'arte vale l'umanità. Allora, ringraziamo molto Monsignor Bonora. Io devo dire che ho seguito molto questa sua relazione e mentre parlava mi venivano in mente così delle riflessioni. Quante analogie, quante
proprio similitudini si possono avere tra Pio X e Papa Francesco, e si capisce anche come Papa Francesco ha appunto questa devozione nei confronti di questo suo illustre predecessore. Ma oltre questo mi ha colpito moltissimo anche la tua conoscenza, ma profonda, su questo pontefice, che è giusto secondo me che soprattutto venga conosciuto alle nuove generazioni, e ritengo anche che sia stato bello che sia stato presentato a Venezia. Questa è la prima presentazione, ce ne sarà una il 1° luglio anche alla Scuola di San Rocco, perché era la sede anche naturale, perché il patriarca di Venezia era confratello presso San Rocco, e a San Rocco c'è un bellissimo busto di San Pio X appunto nello scalone, insieme all'altro busto dell'altro patriarca santo, San Giovanni XXIII. E quindi diciamo che questa tua lezione che ci hai dato ci ha fatto capire molte cose di questo pontefice, che noi chiaramente l'abbiamo conosciuto nei libri di scuola, nel catechismo, nella toponomastica, quale non c'è strada, non c'è chiesa nel Veneto che abbia il nome di San Pio X. Ora l'abbiamo conosciuto di più. Bene, allora ci sono qualche, chi vuole qualche pubblicazione è stata portata, perché sono voluminose, chi la volesse acquistare è a disposizione. Ancora grazie Don Lucio. Se volete fare qualche domanda, qualche curiosità. Credo che sia un po'... No, sono 1:35, quindi diciamo che la nostra lezione è durata circa un'ora. Credo che insomma io penso che qualche domanda è difficile anche fartela, perché hai detto tutto, vero? Ha detto tutto il possibile e immaginabile, ce l'ha fatto conoscere, come ho detto io, ce l'ha fatto ben conoscere e capire la grandezza di questo uomo. E si capisce, mi ha colpito quando io non sapevo questa cosa, che appunto 300 bambini hai detto che aveva, e soprattutto la grande carità che aveva fatto, non a caso non è stato fatto, abbiamo capito anche perché è stato fatto santo, e soprattutto un'epoca in cui se ne facevano pochi santi e anche pontefici, perché era da veramente parecchio tempo che non si faceva un pontefice santo, e quindi io credo veramente che sia stata una canonizzazione meritata, ecco, diciamolo così, ecco. Bene, vuoi dire qualcosa, Don Lucio? Sì, no, ma penso è aperto. Funziona? Sì. Sì. No, voglio dire sempre, perché mi sto dimenticando adesso. Dunque, il libro è articolato in 4 sezioni che corrispondono ai 4 grandi periodi di vita di Pio X, cioè periodo sacerdotale, episcopale, patriarcale di Venezia e papale. Ovviamente quello da Papa è il più ampio di tutti gli altri precedenti, però in queste introduzioni io ho voluto servirmi non di quello che i biografi hanno scritto, che ce ne sono di grandissimi, prima è stato fatto il nome del professor Monato, ma ce ne sono altri che con lui hanno studiato Pio X negli aspetti più tipicamente storici. Mi sono servito del processo di beatificazione di Pio X, che è stato fatto a Treviso, come a Venezia, che non ho ancora consultato, come anche a Roma e a Mantova, tra il 1923 e il 1924. Con la partecipazione di una 80ina di testimoni, dei quali almeno 50 l'avevano conosciuto da ragazzo in su.
di Riese, di Tombolo. E qui io sono rimasto impressionato dalle dichiarazioni di questa gente. Pio X era morto da 8 anni, nel 1914, ma che cosa questa gente umile e semplice, buona vorrei dire, delle nostre campagne, dice di Don Giuseppe, di Don Beppi Sarto, è una cosa che impressiona il lettore. Tutti sapevano, dice il conte, questo qui veneziano, tutti sapevano dalla torre, e tutti sapevano che Giuseppe Sarto è arrivato a Treviso da Salzano, che aveva solo la camicia indosso, non aveva altro. Un certo signore contadino di Tombolo dice: sì, io mi ricordo quando Don Giuseppe Sarto è venuto cappellano nel nostro paese, siamo nel 1866. Aveva le scarpe di legno, tra parentesi, galozze, scritto proprio galozze, per dire che il notaio era attento a quello che i testimoni dicevano, e aveva i geloni sulle orecchie perché pativa tanto il freddo. Oppure le testimonianze delle sue sorelle. Sì, tante volte, dice, preparavamo qualcosa da mangiare ma non la trovavamo più, perché lui aveva pensato di andare in giro per il paese a portarlo, e noi dovevamo sempre restare con le uova e il pane, mi pare, non so cosa diceva adesso, la rosa. Ecco, è una cosa impressionante. È una cosa impressionante. Un'ultima chicca. Questo mi onoro di aver trovato io le lettere, perché di Pio X si dovrebbero raccogliere ancora molte lettere che stanno giacendo negli archivi. Un po' abbiamo parlato col seminario di Padova per vedere se riusciamo a rimettere in piedi una vecchia collaborazione avvenuta dal professor Vian e da Monsignor Sartoretto sulle lettere di Giuseppe Sarto. Giuseppe Sarto riceve la nomina a cardinale, resta sbalordito, scrive a Papa Leone che non può accettare, non può accettare. Leone XIII, attraverso Rampolla, che era segretario di Stato, gli manda una lettera dicendogli: il Santo Padre pensa lui al tuo vestito. Gli ha mandato 2000 lire perché si comprasse la veste rossa. Vestito dal Papa, perché non aveva neanche quello. Pensate. Questi sono i grandi uomini che hanno fatto la Chiesa, e perciò avevano chiaro anche il livello teologico della Chiesa, la quale non è un ente di beneficenza sicuramente, ma la carità che diffonde nasce dalla carità dell'unico, il Galileo. Bene. Grazie. Testimonianza bellissima che io non conoscevo.